Napoli capitale della pizza. Il maestro pizzaiolo Enrico Porzio ci accompagnerà in un viaggio culinario attraverso le tante pizze che colorano questa città. Oggi siamo a Piazza Dante, alle mie spalle, Portalba, dove nel 1738 è nata la prima pizzeria napoletana. E allora parleremo di pizza tradizionale. È Massimo Ranieri. Il nostro Enrico incontrerà 3 amici. Sono Michele De Luca, ho 36 anni e da piccolo volevo fare lo scienziato. Sono Giovanni, ma tutti quanti mi conoscono come Giova. Ho 39 anni e da piccolo sognavo di diventare un cardiochirurgo. Sono Giuseppe Russo, ho 30 anni e da piccolo volevo fare l'esploratore. Che gli presenteranno 3 tra i migliori pizzaioli di questo stile. Sono Vincenzo Damiano, della pizzeria Rovi accanto agli scavi di Ercolano. Sono Simone Fortunato, dell'omonima pizzeria Simone Fortunato a Portici. Sono Pino Celio di Lucignolo Bella Pizza. Ormai tutti mi chiamano Pino Lucignolo e va bene così. Gli faranno assaggiare il loro cavallo di battaglia, ma il nostro Enrico li metterà in difficoltà. Gli chiederà di realizzare una pizza dedicata ad un personaggio famoso. Chi riuscirà a trovare gli ingredienti giusti? Strapizzami di coccole. Siamo al mercato di Via Ferrara, poco distante da qua, a Piazza Nazionale c'è Giuseppe, mi sta aspettando per portarmi in una pizzeria, a detta sua, molto, ma molto particolare. Andiamoci. Piazza Nazionale, cuore pulsante del quartiere Vasto, dove convivono persone provenienti da tutto il mondo, trasformandolo in un quartiere multiculturale che arricchisce Napoli. Infatti, camminando per le sue strade puoi trovare sapori e profumi internazionali che si mescolano a quelli della tradizione napoletana, da profumo del kebab a quello del ragù delle tipiche trattorie, dalla cucina dell'est, asiatica e africana, all'inebriante profumo della pizza napoletana. Sono Giuseppe Russo, ho 30 anni e da piccolo volevo fare l'esploratore. Poi nel 2020 è arrivata la pandemia e per gioco ho deciso di aprire il mio primo canale social, il mio viaggio a Napoli. Oggi, nel 2024, contiamo più di 2 milioni di follower e oltre 50 milioni di like. Giuseppe, Enrico, buongiorno. come stai? Bene, tu? Tutto bene. Visto che è orario di pranzo, dove mi porti a mangiare? Oggi ti porto da Lucignolo Bella Pizza. Sono Pino Celio di Lucignolo Bella Pizza. Ormai tutti mi chiamano Pino Lucignolo e va bene così. In modo particolare, cosa mi fai Una mangiare? bella pizza, ma con la pasta e patate. No, Senza pasta, tranquillo, senza pasta. pizza, patata, pasta, pizza, non so capire Enrico, niente. te mangia la pizza e vieni appresso a me. E mo vado a pensare io. Perché scegliere Lucignolo Bella Pizza? Perché siamo il primo locale high-tech newyorkese che non dimentica la tradizione. Grazie alla sua fama, la pizza napoletana è ormai diffusa in tutto il mondo, ma non sempre mantiene le caratteristiche dell'originale. Il pomodoro deve essere di varietà San Marzano, coltivato nell'agro sarnese Lucerino, che dona un sapore dolce e poco acido. Il fior di latte è quello tradizionale ed è prodotto da latte vaccino, ma c'è anche la variante con la mozzarella di bufala. Le foglie di basilico fresco sono un must per decorare la pizza e aggiungere un tocco aromatico. L'olio d'oliva di alta qualità viene versato sulla pizza appena prima di infornarla o appena prima di servirla, per esaltarne il sapore.
Pino, buongiorno, come Giuseppe stai? caro, bene, bene. Allora, io finalmente ti presento Enrico Porzio. Piacere. Enrico, qui siamo con Pino Lucignolo, Bella Pizza. Non è un nome a caso perché qui fanno veramente una pizza buonissima e bella. No, tu sei di parte. Allora, fai una cosa, prendi un bellissimo tavolo che fra poco iniziamo a mangiare, io faccio 2 chiacchiere con Pino. Va bene, ci Ok? vediamo dopo. Tra poco. Allora, Pino, pizzaiolo dal... 1999. Sempre in questa sede. No, veniamo da 24 metri quadri dove trasformavamo la farina in qualsiasi tipo di pizza. E allora complimenti perché quei 24 metri quadrati sono diventati un locale bellissimo. Però, Giuseppe, non mi ha fatto capire che pizza mi fa mangiare. Pasta, patata e provola, ma senza pasta. No, Pino, non hai capito niente, manca stavo tu. Però io sono curioso di sapere i tuoi impasti, come vengono fatti. Vuoi vedere i miei impasti? Eh. E vieni appresso a me. E so dubbio. Ma va che pensa is. E allora, da quello che posso notare, impasto classico della tradizione napoletana, spiegalo. Impasto diretto, farina 00 e 10% di farina tipo 1. Lievitazione, 12 ore, idratazione, 60%. cottura. Heavy, lento, dolce e meno aggressiva. Ma stai sfidando? E allora, a proposito di cottura, se bruciasse la città? Pizza bruciata. No, una pizza ispirata a Massimo Ranieri, me la fai? È certo che te la fa. E allora io raggiungo Giuseppe, tu strapizzami di cottura. Giuseppe, eccomi. Enrico. Allora, mi hai preso la lettera, hai preso veramente un bel tavolo, eh? Per un grande pizzaiolo ci vuole un grande tavolo. Dai, comunque dopo dobbiamo fare i complimenti a Pino perché il locale è molto bello, ben curato, colori scuri, ambiente rilassante. Ma tu quando ti vieni a mangiare qua? Saranno una decina d'anni più o meno che vengo qua. 10 anni che mangia pizza e patata, pasta e patata. No, questa è una pizza nuova questa. Io quando vengo qua mangio pizze più leggere, insomma. Non lo so, una cosacca, una marinara, una margherita, salsicce e friarielli, al massimo una fritta cicoria e rigotto, dipende, insomma. Meno male che hai detto leggero. Propongo un brindisi alla pizza? Giuseppe, a strapizzami di coccole. Cin cin. Comunque mi hai fatto curioso, quindi mo ho grosse aspettative, la responsabilità è assolutamente Non ti tua. preoccupare, non ti preoccupare. Eccolo qua, vedi, eccolo qua, ci siamo. Eccolo qua. Grazie ragazzi. Ah, la pizza. Aspetta, con calma. Goditi lo spettacolo. Buon appetito ragazzi. Grazie. Beh, devo dire la verità, ero un po' scettico, però pizza dai colori vivaci, profumata, cornicione ripieno,
l'ha massaggiata. Guarda che quadro. È bella veramente, però prima di dare un parere definitivo andiamo al taglio e l'assaggiamo. Allora, visto che mi hai buttato tu, ricordami sopra che c'è, ricordamelo. Allora ci sta il cornicione che è ripieno di provola, poi c'è il condimento della pasta e patate, c'è tanto formaggio, c'è tanta provola, ci sta il basilico fritto, ci sta una cialda di parmigiano e poi mi sono dimenticato un ingrediente speciale che è questa pancetta arrostita. Buono. Enrico, ora voglio un tuo giudizio. Allora, un parere tecnico da pizzaiolo. Devo fare i complimenti non solo al pizzaiolo, ma anche a chi l'ha cotta, perché una pizza napoletana con impasto napoletano cotta in questo modo con un cornicione ripieno non era semplice, ovviamente una cottura un po' più prolungata a bocche furn. Poi gli ingredienti sopra bilanciati in modo perfetto, non ce n'è uno che prevale sull'altro. Onestamente è una pizza che messa al centro tavola fra l'amicizia ti fa ricreare, mangiarla da solo magari, oddio se ci sei tu ho anche qualche dubbio perché tu la mangi tutta quante, però al centro tavola ha il suo perché e onestamente oltre che ricordarmi la famiglia mi ha ricordato proprio mamma. È piaciuta la pizza? I piatti parlano da soli, complimenti. Grazie a te. Il suo nome d'arte, Massimo Ranieri, gli fu dato dal produttore discografico Gianni Aterrani. Massimo, per evocare grandezza, e Ranieri, per dare un tocco di eleganza. Nonostante il successo internazionale, Ranieri ha sempre mantenuto un legame profondo con la sua città natale, Napoli, che celebra spesso nei suoi brani e nelle sue opere teatrali. Ecco la seconda pizza. Enrico, questa è la pizza che mi hai sfidato. Bella e profumata. Ma come si chiama? Santa Lucia. Per quale motivo? Massimo Ranieri nasce a Santa Lucia. Il piatto principe di Santa Lucia sono i pupputiella a Luciana e l'ho messo sulla pizza. Poi ci ho messo 2 cozze che crescono alle spalle del castello, aglio, olio e prezzemolo. Poi ci ho messo 2 capperi che crescono vicino al muro del Ponte Sanità. Buon appetito. Grazie. Giuseppe, questa è una pizza impegnativa. Bella profumata, Profumata e poi soprattutto quando ci sono ingredienti di mare sulla pizza bisogna stare attenti, sono 2 principi, la pizza e gli ingredienti di mare, quindi dobbiamo essere anche bravi a valutarla. Assaggiamola prima e poi giudichiamo. Ecco qua, un pezzo a te. Come la trovi? A me piace molto. Tu che dici? Buona. Un po' difficile diciamo da mangiare perché i pezzi grossolani del polpo, i gusci delle cozze, però i sapori sono buoni. Doppio pomodoro, quindi base rossa con i pomodorini cotti che ha cotto il polipo alla Luciana. Ci sono anche dei crostini di pane
Si sente il prezzemolo, l'origano, una pizza Fresca, si sente che è fresca, però dai sapori anche dai cibi. Certo. Impegnativa. Io tutto sommato la promuovo e cioè continuiamo a mangiare, che dici? Ma sì, perché questa pizza è poi un inno a Napoli, no? Assolutamente sì, e lui ha abbinato un grande personaggio della musica italiana, non solo napoletana, al territorio in cui è nato, quindi va mangiata, questa pizza va gustata. Continuiamo. Secondo te ci sta piacendo la pizza a Pozzo? Guarda, no, ci hanno messo un po', ci hanno messo il cozzo, ci hanno messo più. Secondo me hai fatto una grande pizza. Giuseppe, onestamente, io credevo di metterlo in difficoltà, però mi ha sorpreso positivamente, è stato bravo. Ha fatto un bel lavoro. Bravo e anche furbo, perché abbinare il mare alla pizza non è mai semplice, è sempre un po' azzardato, però lui è stato coraggioso e gli è andata divinamente. Penso con pizza, capo a me io sentivo perdere l'amore. Comunque, in conclusione, secondo te merita il grembiule di strapizza viticoccole? Sì, dai, lo merita Enrico. E allora Giuseppe, ti già dicere due cose, una bella e una brutta. Quale vuoi sentire prima? Quella bella. E allora sotto tuo consiglio andrò a consegnare a Pino il grembiule di strapizza viticoccole. Eri, scusami, quella brutta? Pavo punto. Pino, complimenti per il tuo locale bello, accogliente, pulito, ma soprattutto per la tua bravura. Due pizze che mi hanno fatto arrecriare, la pizza che pasta e patate. E che novità, una tradizione di Napoli con l'innovazione, il basilico fritto, la chip di formaggio, la pancetta croccante e poi la pizza di Massimo Ranino. Ma io l'hai azzardato, però sei stato premiato perché mare e pizza non è per tutti e allora io ti consegno il grembiule di strapizza viticoccole. Grazie. E saluto i nostri amici a modo mio. Voglio replicate, ma non imitate, perché pure una pizzica, pasta e patate, Ma senza pasta sa da saper fare. Il nostro viaggio nella pizza tradizionale è terminato.